Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania, Enrico Trentino. Bentornato, sindaco. Grazie, buon pomeriggio e ben trovati ai nostri telespettatori. Com'è andata quest'estate per lei? Beh, è un'estate abbastanza impegnativa per tante cose che sono accadute, peraltro si sa che fino al 17 agosto siamo impegnati con la Sant'Agata estiva, poi ci sono stati i funerali di Baudo, del nostro Pippo Baudo, e gli impegni grazie al cielo non sono mancati, ma è importante. E continuano ancora, domani si presenta il dossier su Catania, capitale della cultura, ci fa qualche anticipazione? È un dossier secondo noi molto competitivo, perché noi stiamo ovviamente immaginando la Catania, ove dovessimo aggiudicarci la designazione, che ci sarà dal momento in cui dovesse scoccare l'ora X del 1° gennaio 2028, perché questo che poi il Ministero vuole sapere, come ci si immagina la Catania del futuro. Abbiamo un punto di forza che è costituito dal nostro patrimonio storico, artistico ed archeologico, ma nello stesso tempo il nostro vero punto di forza è costituito dalla nostra proiezione in avanti, dalla nostra capacità di saper intercettare le sfide con il futuro, perché è questa l'impronta che più ha caratterizzato Catania. Ci sono una serie di ipotesi molto interessanti, ma non voglio spoilerare nulla perché domani saranno poi divulgate, saranno comunicate, ci sarà il Presidente della Regione Schifani, non sappiamo se verrà anche il Presidente del Senato, sto attendendo risposta. Abbiamo concorrenti forti che lei sappia, sindaco? Ma guardi, non si può dire perché ci sono più concorrenti, però non è possibile stabilire una comparazione, perché se si considera che quando vinse Procida vinse a dispetto di altri competitors come Venezia, uno non avrebbe immaginato mai che potesse vincere Procida. C'è Fiesole, c'è Figline Valdarno, c'è Fiesole, c'è qualche cosa in Friuli. Diciamo che quello che ci fa ben sperare è il fatto che solitamente c'è una sorta di alternativa geografica. L'anno prossimo Aquila e quindi Centro Italia, poi Pordenone, quindi Nord Italia, si spera che venga al sud. Evviva, speriamo. Ricordo i numeri di telefono per intervenire con i vostri WhatsApp brevi, per favore, 342 74 5505, oppure una mail a Sicilia24, tutto unito, Sicilia24 Focus, poi la chiocciola telecolor.it. A proposito di futuro, sindaco, CHIPS Act, che non si capisce nemmeno di che si tratta, il Comune ha approvato la delibera per la realizzazione di una linea pilota per microchip di nuova generazione. Ricordo che i microchip sono i microconduttori alla base dell'elettronica moderna, sono i cosiddetti circuiti integrati, no? Senza questi non si fa più nulla ormai. E dovrebbe sorgere nell'area industriale etnea, dove ci saranno quindi benefici anche per l'occupazione? Assolutamente sì, anche questo è un po' il riflesso di quel che dicevamo prima sulla capitale della cultura, la capacità di guardare in avanti e quindi di avere una visione industriale che sappia anche essere anticipatoria rispetto al futuro che sta per sorgere. Si tratta della realizzazione di prototipi in carburo di silicio e nitruro di gallio che permetterebbero, ove tutto andasse in porto, una maggior performance di questi semiconduttori nel campo non solo dell'automotive e quindi delle macchine elettriche, ma anche delle telecomunicazioni, delle energie sostenibili come il fotovoltaico e quindi dell'industriale avanzato. Si tratta di un investimento di 300 milioni di euro, di questi qua a Catania sarebbero 240 milioni di euro proprio perché è la linea pilota. Stiamo aspettando, oggi pomeriggio si riunisce il CNR per avere il placet e quindi poter cominciare la fase progettuale e poi esecutiva, perché è una cosa in cui crediamo tanto che, per rispondere alla sua domanda, consentirà innanzitutto la destinazione di 50 ricercatori e poi naturalmente c'è tutto quanto una manodopera di corredo che permetterà ulteriori assunzioni. È una città che sta viaggiando a binari. Anche questo è un argomento che seguiremo, così come il rendiconto 2024. Stasera c'è un fondamentale passaggio in Consiglio Comunale. La domanda un po' da non addetti ai lavori è: ma se c'è il via libera è possibile l'uscita dal dissesto di cui abbiamo parlato tante volte, cioè
ci saranno più soldi da utilizzare Allora, per Catania? Detto così le posso rispondere che ancora non è possibile definirlo, perché l'equilibrio finanziario deve essere accertato sulla base di singoli step, quello per cui è importantissimo il passaggio di oggi pomeriggio, perché grazie a questo rendiconto noi possiamo giorno 30 assumere i nostri 100 nuovi vigili urbani, più compiere tutta quanta un'attività di corredo che si era bloccata in attesa appunto di votare questo rendiconto. Faccio per esempio riferimento all'utilizzo degli extracosti in materia di rifiuti, che ci permetterà pure di bandire posti per gli ispettori ambientali, tutta una serie di interventi che vanno nella direzione della Catania che penso tutti i cittadini auspicano. Molto bene. Oggi sono cominciate le prime piogge, Sindaco, e già ci sono i primi problemi. Al villaggio Sant'Agata non guardano solo il cielo, ma guardano anche voglio dire, gli alberi, perché lei lo sa meglio di me, perché gli alberi li mettono a rischio addirittura i pedoni e automobilisti. Il nostro Tonino De Mana, sua insaputa, mi è mancato. Ha realizzato un servizio che ora le proponiamo, è andato in onda sui nostri TG. Prego. Pendono come spade di Damocle sui passanti, che siano residenti o turisti, poco importa. Al villaggio Santa Maria Goretti, tristemente noto per gli allagamenti causati dalle piogge, gli alberi mettono a rischio l'incolumità di tutti e con l'arrivo dell'autunno cresce la preoccupazione degli abitanti del villaggio. Questi alberi sono un pericolo per noi cittadini e anche per le persone dell'aeroporto, cose che cadono, come state vedendo. Qua c'è un esempio. La potatura è assente da quanti anni? Quasi 5 anni che non si fa niente. Si può vedere che al minimo vento cose cadono sempre alberi. Fino alla settimana scorsa una macchina è arrivato anche un ramo. L'albero è stato scassato, tutto questo non funziona niente. E la cosa è problematica. Grossi rami sono già caduti e restano per giorni e giorni sui disastrati marciapiedi, rendendo difficoltoso il transito dei pedoni. Un'immagine poco edificante è quella che vi proponiamo, con turisti diretti all'aeroporto, costretti ad autentiche gincane per evitare gli ostacoli. Passaggi pedonali altamente pericolosi, con ferri arrugginiti ovunque e foglie disseminate a terra che in caso di pioggia rischiano di provocare rovinose cadute. Spazzino passa, casco pare le spalle e tiro ritto. Su spazio ci facciamo qualcosa, ne rimprovera magari. E mentre la stagione delle piogge si avvicina, si attende ancora la pulizia del torrente Forcile, letteralmente ricoperto dalla fitta vegetazione. A giudicare dalle immagini, tutto sembra, tranne un corso d'acqua. Effettivamente sembra un prato più che un ma il torrente Forcile noi villaggio Santa Maria Goretti, sì. Mi ero sbagliato prima. Il torrente Prego. Forcile noi periodicamente lo puliamo e questa è la tabella di marcia. Diverso il discorso sulla potatura degli alberi, per cui adesso richiamerò l'attenzione del collega assessore Pesce affinché venga realizzata, fermo restando che là, come sappiamo, dobbiamo superare la forte criticità derivante dalla insufficienza e inadeguatezza dei mezzi di cui disponiamo, ma questo certamente non può essere un alibi, soprattutto considerando che quello è il proverbiale biglietto da visita della città all'ingresso dell'aeroporto. Su alcune cose tipo gli interventi sui marciapiedi non siamo nelle condizioni di farlo, sulle strade li dobbiamo fare perché presentano una pavimentazione del tutto deficitaria. Io aspettavo qualche minuto fa una risposta dalla regione siciliana perché stiamo provando noi a spingere per ottenere ulteriori risorse, non l'ho ancora ottenuta, avrò modo di collegarmi appena uscirò. Ma là penso che dovremo intervenire con risorse nostre, perché non è detto che riusciamo a trovare delle risorse. Perché la regione è competente per cosa? No, per nulla, però la regione ci passerebbe delle risorse che provengono dalla comunità europea per alcuni lavori di riqualificazione, ma che possono essere destinate solo a strade che hanno degli specifici requisiti, e non so, visto che là siamo in periferia, se ci rientriamo. Il fatto che sia sito turistico ovviamente ci fa sperare di sì, ma ci vorrà un po' di tempo, non è una cosa che possiamo fare immediatamente. Dobbiamo parlare anche della circonvallazione killer, purtroppo, perché non mancano gli incidenti mortali recentemente. Ecco, cosa pensa, Sindaco, dell'idea del comandante dei vigili urbani Peruga sulla ipotetica eliminazione degli attraversamenti che non hanno i semafori? Cioè dice, intanto sono sbiaditi in gran parte, comunque a parte questo... No, ma non sono sbiaditi, sono stati cancellati. Il problema è che ancora è una cancellazione che non si può fare interamente, perché devono essere bisogna intervenire con una sorta di abrasione dell'asfalto per evitare, sì. Quindi l'avete fatta già questa cosa? In parte è stata fatta, per esempio nell'attraversamento che c'è in coincidenza con l'incrocio di via Petro dell'Ova, quello già
è un attraversamento che abbiamo cominciato a cancellare. Il comandante Peruga ha detto quel che abbiamo noi chiesto si facesse, proprio perché diventa pericoloso, in quanto è naturale, ma l'abbiamo detto anche qualche trasmissione fa, che in presenza di attraversamenti semaforizzati con i TX-Speed, che oramai tutti i cittadini rispettano, e con alcuni attraversamenti rialzati, ci possa essere anche diciamo l'inclinazione alla distrazione da parte di chi, non vedendo il semaforo, non vedendo l'attraversamento rialzato, possa prestare meno attenzione. Per questo dobbiamo cancellare alcuni attraversamenti. No, ma questo l'ho capito, ma di conseguenza aumentate i semafori pedonali o no? Ma devo dire che già comunque sono nel rispetto delle norme di legge, ogni tot metri, centinaia di metri ci sono dei semafori pedonali, sì, già ci sono, degli attraversamenti semaforizzati, quindi se ci sarà bisogno ne facciamo altri. In più abbiamo noi presentato una richiesta proprio qualche giorno fa alla Regione Siciliana per intercettare 150.000 euro per l'installazione di 10 telecamere che vogliamo destinare interamente alla circonvallazione, perché vogliamo avere lo sguardo vigile su tutta l'arteria, visto quello che succede. Nonostante 150.000 euro destinati a acquisto e installazione di telecamere su tutta la circonvallazione, perché nonostante gli importanti interventi compiuti, l'abbiamo già detto, sui semafori e sugli autovelox, che qualcuno ogni tanto lamenta per la presenza, ma che hanno costituito un forte deterrente all'alta velocità, hanno certamente reso migliore la circonvallazione, ma purtroppo gli incidenti mortali ci sono stati e continuano a esserci, e noi non possiamo permetterci un tale sacrificio di vite umane. Ultima cosa ancora, Sindaco, prima della pausa. Questa vendita dei 270 appartamenti o abitazioni destinate alle forze di polizia, abbiamo letto sul quotidiano La Sicilia, era da tempo che si aspettava, perché forze di polizia lì già abitano. Esatto. E adesso il Consiglio Comunale ha approvato che cosa? La decisione di venderli. Sì, la possibilità che i destinatari di questi alloggi li possano acquistare, perché questo era effettivamente una zona d'ombra, nel senso che è una cosa che si può fare, ma che non veniva consentita per queste persone che poi sono in gran parte forze dell'ordine, sì, destinatari di questi appartamenti. Quindi devo dire che è stata compiuta una meritoria opera del Consiglio Comunale affinché adesso invece si sia eliminata quella criticità che impediva la vendita, e ora possono i titolari di quegli appartamenti diventare effettivamente proprietari, riscattando gli appartamenti in cui abitano. Perché già ci abitano e, come diceva il giornale, lo considerano già la loro casa. Bene, grazie al Sindaco per aver risposto a queste domande. Adesso toccherà a voi. Vi ricordo 342 74 55 005 per i vostri WhatsApp, e l'email sicilia24focus@telecolor.it. Breve pausa e poi il Sindaco in diretta, il Sindaco Trentino. State con noi, vi aspetto. Bentornati all'appuntamento con il Sindaco di Catania, Enrico Trentino, che ringraziamo per aver ripreso i contatti in diretta con gli ascoltatori di Catania. Allora, il WhatsApp è 342 74 55 005, la mail sicilia24focus@telecolor.it. Vi raccomando, per favore, brevi messaggi. Vediamo se ci sono già i primi pronti a partire. Buongiorno al nostro caro Sindaco. Posso sapere che fine ha fatto il servizio multiservizi Spazi al Verde? Catania è piena di erbacce e alberi senza potature. Grazie per la risposta, Claudio. Multiservizi Spazi al Verde. Signor Claudio, è il problema che ci poniamo già da qualche mese, perché nonostante ci sia una dotazione contrattuale non indifferente, circa 5 milioni di euro, però comunque... Sì, ma disponiamo solamente di 2 mezzi con 3 operai l'uno, quindi assolutamente inadeguati. Noi con multiservizi stiamo avendo qualche difficoltà, non a causa di multiservizi, ma a causa di un ridimensionamento del contratto che abbiamo dovuto operare negli ultimi anni, soprattutto in conseguenza del dissesto. Questo ci sta facendo interrogare su quali siano le prospettive per il futuro, perché da un lato
vogliamo far lavorare meglio l'azienda, dall'altro ci rendiamo conto che se ci rivolgiamo all'esterno abbiamo una maggiore velocità nell'esecuzione dei lavori. Quindi c'è tutto quanto un lavorio che in questo momento il Presidente Guglielmino sta compiendo per proporci un nuovo piano industriale e capire quindi quali possono essere le prospettive. Quel che è certo è che così come va il servizio adesso siamo assolutamente insoddisfatti tutti, compresi i multiservizi. Importante questa dichiarazione del sindaco, prelude a qualcosa che seguiremo naturalmente. Vediamo ancora, sindaco, si ricordi di noi, Santa Maria Goretti. Allora, però a questo punto, visto... certo, sì, però a questo punto mi dà anche l'occasione, non dimentichiamoci, dico agli amici concittadini di Santa Maria Goretti, che io venni, quando ancora ero assessore, ed ebbi un confronto abbastanza vivace, ma altrettanto sereno con voi, perché vi offrimmo la possibilità di realizzare delle abitazioni a norma, ecosostenibili, molto più belle, anche più grandi, tutte quante regolari, visto che alcune contengono degli abusi, dislocandole di circa 1 chilometro e consentendoci pertanto poi di demolire quelle esistenti per migliorare la condizione non solo del quartiere ma anche l'accesso all'aeroporto. E foste tutti quanti quasi unanimi nel dirmi che non volevate, perché c'erano delle comprensibili ragioni anche culturali, perché il primo cereo è nato a Santa Maria Goretti, il primo cereo di Sant'Agata, ed è comprensibile anche che ci siano le vostre tradizioni, ci sia anche il ricordo delle vostre famiglie, però vi abbiamo sempre detto che quella è una zona inevitabilmente a rischio idrogeologico perché è depressa rispetto al livello del mare e quindi nelle condizioni di forte vento e forte pioggia è inevitabile che là rimanga sempre allagata. Stiamo facendo di tutto per evitare che questo accada con la pulitura periodica del Forcile, con la realizzazione di alcune pompe sempre sul Forcile, però quando mi dite si ricordi di Santa Maria Goretti, io me ne ricordo ogni giorno, nel senso che come tutta la città la massima considerazione, perché ovviamente la sicurezza dei cittadini è al primo posto per questa amministrazione. Però forse se avessimo seguito quel percorso oggi saremmo più felici tutti quanti. Ma agevolazioni sarebbero previste per questi spostamenti? No, le avremmo realizzate noi, loro non avrebbero dovuto spendere niente, però non hanno voluto. Altre domande e altri messaggi al 342 74 5505. Buongiorno a voi, va bene il restyling del municipio, ma è da almeno 40 anni che Palazzo De Chieri si attende un ascensore. Per noi anziani, contribuenti e per i disabili. Saluti Rinaldo. Purtroppo intervenire su questo al Palazzo dei Chieri c'è veramente un problema, perché abbiamo una serie di impedimenti determinati da ragioni di vincoli dell'edificio, per cui la sovrintendenza, vincoli di che certo, vincoli perché è vincolato dalla sovrintendenza l'edificio per motivi di natura storico-artistica. E quindi non abbiamo potuto realizzare alcuni lavori che volevamo perché non ci hanno consentito l'installazione di una gru. Certo, nella mia idea mi immaginerei che l'ufficio ragioneria possa essere dislocato altrove, in un posto che consenta un più facile afflusso dei nostri cittadini, nonché l'assenza di barriere architettoniche. Però questa mia idea deve fare il conto con una programmazione che, ove dovesse mai essere eseguita, comunque comporterà qualche anno. Intanto io non posso che dire che ha ragione il nostro concittadino, ma vorrei immaginarmi che non abbia bisogno di fare le scale, perché in quei casi dovrebbe essere in un comune avveduto l'operatore, il funzionario con cui ha preso l'appuntamento, eventualmente a scendere ad aiutare l'anziano che non può salire. Non ho capito, quindi ci saranno o no? Le rimetto? Gli ascensori non si possono mettere perché non ci sono. Quindi, a meno che non si riesce a immaginare la possibilità di un'installazione esterna con le difficoltà che le ho detto prima. E quindi a quel punto bisogna comunque agevolare chi non può salire, facendo un servizio scendendo giù e facendo quindi un servizio diciamo persona a persona laddove non c'è difficoltà quindi di accesso. Di assistenza, diciamo, esatto. a singolo. Ma è un po' precaria. Fermo restando che comunque gran parte dei servizi di cui la gente ha bisogno si possono anche compiere presso la sede di municipio in Piazza della Repubblica. Questo molte volte la gente non lo sa. E il Piazza della Repubblica è accessibile perché a piano terra non ci sono problemi, quindi diventa tutto più facile. Altri messaggi, altri WhatsApp brevi come questi, molto bene, grazie. Davanti all'ospedale San Marco tutte le mattine, a causa di un ingorgo,
questo ingorgo sbarra l'ingresso, si forma un ingorgo enorme e le auto suonano il clacson all'impazzata. Questo è l'ospedale San Marco. Il fatto che le auto suonino il clacson all'impazzata purtroppo è un malcostume, non è certamente un qualcosa su cui possiamo intervenire, ma neanche sulla sbarra, perché è un impedimento a cura dell'amministrazione ospedaliera, non è il comune, non c'entra niente su quel parcheggio. Io magari mi premurerò di sentire il direttore Sirna per vedere quali possono essere i problemi, ma è chiaro che se sono determinati da un notevole afflusso di auto, da quella sbarra sola possono passare per prendere il biglietto, abbiano pazienza coloro i quali sono in fila e attendono il loro turno, perché quando devono andarsi a prendere la granita a Taormina si fanno anche 10 km di fila, la facciano per andare in un ospedale senza disturbare i nostri malati. Pesante questa, eh? Andiamo avanti. Allora, si è rovinata una città con le piste ciclabili e le ZTL. Traffico impressionante tutti i giorni su via Cristoforo Colombo, Faro Biscari, la strada per l'aeroporto, lui si firma Lorenzo Costanzo. Vorrei dire al signor Costanzo se in passato abbia mai potuto defluire nel traffico velocemente. La via Tempio è stata sempre così, la pista ciclabile non ha comportato assolutamente l'aumento del traffico per una semplice considerazione. C'era una carreggiata a 2 corsie da un lato, una carreggiata a 2 corsie dall'altro lato, sono rimaste una carreggiata a 2 corsie da un lato e una carreggiata a 2 corsie dall'altro. Quindi il traffico non dipende dalla pista ciclabile perché non abbiamo ristretto la strada per nulla. Ci può essere ogni tanto del traffico per effetto di un semaforo pedonale dovuto alla presenza di pedoni e di qualche volta anche di ciclisti, ma certamente non possiamo pensare di arrotarli perché dobbiamo passare più velocemente. La verità è che io da oltre 15 anni non prendo più la via Domenico Tempio, ma passo attraverso l'asse dei servizi perché è sempre impraticabile, soprattutto in estate. Quindi non è vero che questo è stato determinato dalle piste ciclabili. Sulle ZTL ho il rispetto per tutti, ma noi non vogliamo essere una città che va indietro agli anni 50. È una città che vuole andare avanti e deve andare avanti anche attraverso una regolazione del traffico che in qualche modo invogli i cittadini a evitare di prendere l'auto e ad andare di più a piedi. Lo sanno tutte le città del mondo. Se poi il signor Costanzo, andando in un'altra città d'Italia, noterà, e certamente l'avrà fatto, quanto è bella quella esperienza, cioè di poter parcheggiare e prendere e poter camminare a piedi, sicuramente sarà d'accordo con noi. Quindi il fatto del traffico è una caratteristica tutta catanese, perché stamattina io ho avuto difficoltà con lo scooter a percorrere la circonvallazione perché era piena di auto, quindi non c'entra ZTL o altro, piuttosto camminando con lo scooter vedevo quello che gli siamo detti più volte, ogni auto con una sola persona a bordo. Noi stiamo intensificando il servizio di trasporto pubblico locale portandolo ai paesi di prima fascia, quindi San Gregorio, Santa Caterina Battiati, Gravina, Mascalucia, San Pietro Clarenza, proprio per agevolare l'utilizzo da parte dei residenti di quei comuni ed evitare di prendere l'auto. Abbiamo realizzato il parcheggio Famà, un parcheggio scambiatore dove potrebbero lasciare l'auto e prendere la metropolitana che ha 6 minuti. La verità è che noi non siamo ancora abituati a uno stile di vita che poi una volta che consolideremo ci renderemo conto che fa bene alla nostra salute, perché se io lascio la macchina, mi faccio 6 minuti a piedi e me ne vado in un treno, ho la possibilità di non essere asfissiato dal traffico, di non avere pensieri di concentrazione, magari dedicare qualche minuto alla lettura di un libro e ci guadagno in salute perché mi faccio una camminata. Bene, andiamo avanti con i vostri messaggi. Salve, vorrei ricordare al signor Sindaco le condizioni in cui versano i marciapiedi nella zona che va dal cimitero a salire per il viale della Regione. È veramente imbarazzante. Sì, ma non sono i marciapiedi che ci imbarazzano, perché non si è intervenuti sui marciapiedi per tanti anni. Noi stiamo prevedendo un piano, devo capire se ce lo finanziano, per un intervento importante di quasi 25 milioni di euro, ma che non riguarderanno le zone un po' più periferiche, perché innanzitutto vogliamo garantire la percorribilità dei marciapiedi in tutta l'area centrale, che è quella maggiormente frequentata, non perché vogliamo noi distrarre l'attenzione dalle aree periferiche, ma è chiaro che il flusso di pedoni è 100:1 e allora noi, andando a investire sui marciapiedi, innanzitutto creiamo una città più inclusiva, perché consentiamo alle persone con disabilità, a chi ha bambini, di poter percorrere i marciapiedi in assoluta sicurezza senza dover cercare in tutti i costi di superare delle barriere architettoniche che oggi esistono. Sindaco, ci dobbiamo fermare qui, sappiamo che lei il 1° ottobre aveva degli impegni a Roma, quindi ci rivedremo poi fra
Fra 2 settimane. Sì, giorno 8. Giorno 8. Molto bene, grazie ancora al sindaco di Catania Trantino e a tutti voi per aver partecipato. Ci ritroveremo con il primo cittadino di Catania fra 2 settimane. Buon pomeriggio e buona prosecuzione su Telecolor. Buon pomeriggio.